Il Manchester United sarebbe disposto a cedere l'attaccante danese, preferibilmente con una cessione definitiva, ma non esclude anche un'eventuale partenza in prestito. Nel frattempo, il Napoli ha subito una brutta battuta d'arresto. Romelu Lukaku si è infortunato durante l'amichevole contro l'Olympiakos, riportando una seria lesione al retto femorale della coscia sinistra. Il centravanti belga, considerato un elemento fondamentale per le ambizioni scudetto della squadra guidata da Antonio Conte, sarà costretto a restare fermo almeno fino a novembre. La durata del suo stop potrebbe variare, dipendendo da un'eventuale operazione chirurgica ancora da decidere. Di fronte a questa emergenza, il Napoli ha iniziato a muoversi sul mercato e ha preso contatti con il Manchester United per valutare le condizioni di un possibile prestito di Rasmus Højlund. Il club di Old Trafford preferirebbe vendere il calciatore a titolo definitivo, con una valutazione attorno ai 46 milioni di euro. Tuttavia, lo United sarebbe disposto a considerare anche la formula del prestito, qualora le condizioni fossero favorevoli. Højlund è arrivato in Inghilterra nell'agosto 2023, acquistato dall'Atalanta per 77,8 milioni di euro. A prescindere da cosa accadrà con Højlund, il Manchester United intende trattenere Joshua Zirkzee, 24 anni. Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, ha escluso Højlund dalla prima partita di Premier League, persa 1-0 contro l'Arsenal di Mikel Arteta. Zirkzee, acquistato nel luglio 2024 per 42,5 milioni di euro, è rimasto in panchina durante l'incontro. Nonostante l'esclusione di Højlund nella gara inaugurale, il suo futuro rimane ancora incerto. La decisione finale dipenderà dalle prossime settimane di mercato e dalle eventuali offerte che arriveranno alla dirigenza dello United. Il Napoli, dal canto suo, non ha intenzione di aspettare troppo lungo. La necessità di sostituire Lukaku è urgente, soprattutto considerando gli impegni ravvicinati in campionato e in Champions League. Fonti vicine al club azzurro rivelano che Rudi Garcia, attuale direttore sportivo del Napoli, è in stretto contatto con l'entourage di Højlund per sondare la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Serie A. Il danese, che conosce bene il campionato italiano per la sua esperienza all'Atalanta, sarebbe favorevole a un ritorno, soprattutto se ciò significasse avere più spazio e continuità in campo. Tuttavia, resta da capire se il Manchester United sia disposto a cedere il giocatore in prestito secco o con eventuale diritto di riscatto. L'ipotesi di una cessione definitiva sembra più remota, a meno che il Napoli non decida di investire una cifra importante, cosa al momento improbabile vista la situazione economica del club partenopeo. Nel frattempo, lo staff medico del Napoli sta monitorando attentamente le condizioni di Lukaku, ma le prime indicazioni parlano di un infortunio serio che richiederà diverse settimane di recupero. Antonio Conte è preoccupato per l'assenza del suo centravanti di riferimento e ha già chiesto alla dirigenza di intervenire il prima possibile. Il nome di Højlund non è l'unico sul taccuino del Napoli. Si valutano anche profili alternativi come Jonathan David del Lille e Santiago Giménez del Feyenoord. Tuttavia, il danese resta il preferito per caratteristiche tecniche e conoscenza del calcio italiano. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa tra Napoli e Manchester United potrà entrare nel vivo. Para mais informações, gli azzurri curti se escreva e tiva notificações.